diciamo in maniera un po' informale, aspetta, ecco, vediamo se ci arrivano tutti i canali, perché qua stiamo parlando di una band numerosa. Ladies and gentlemen, sono reduci da un successo all'Hiroshima poco più di un mese fa, perché 29 settembre, che c'era anche una canzone se non sbaglio, 29 settembre, giusto, però giusto. l'avete fatto apposta voi. Soprattutto avete fatto apposta per uscire l'album il 3 di ottobre, perché questo qua è il terzo album che avete fatto. Esatto, il 3 è il numero perfetto, quindi abbiamo fatto in modo che ci fossero più 3 possibili. Esatto, sì, ci fermiamo qua, esattamente. ci fermiamo qua. Allora io chiaramente le abbiamo presentate in maniera un po' strampalata, però adesso è il momento invece di farlo in maniera ufficiale. Signori e signori, con un grande applauso accogliamo qui al salotto gli Antinomia. Grazie mille, grazie a tutti. Dunque, allora adesso abbiamo una situazione decisamente più rock. Abbiamo detto questo è il terzo album, quindi diciamo un lavoro ormai rodato, maturo, una formazione che già è un album importante. Scopriremo strada facendo come e perché, però diciamo che si chiama Cronos, se non sbaglio Cronos è tempo. Esatto, questo album in particolare parla e narra della storia di un uomo in fuga dal proprio tempo e quindi del rapporto contraddittorio e complesso tra l'uomo e il proprio tempo. Tra l'uomo e il proprio tempo, signori e signori, gli Antinomia. Cosa fai? Lo senti il vuoto attorno a te? Combatterai, ma poco a poco penetra e non c'è niente da perdere, puoi correre, ma inesorabile. Quanti anni hai? Il tempo ormai non scorre più. Soffocherai, ma il pianto che può uccidere voglia di evadere da un vortice che ti divorerà. Cronos! Cronos! E capirai che la sua preda ora sei tu, e già lo sai che nel rimpianto puoi scegliere amante che divora gli attimi incendiati e vola via con me. Cronos! 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 Grazie mille! Grazie a tutti!
Abbiamo rotto il ghiaccio. Un grande saluto e un ringraziamento a Mao, a tutti i ragazzi dello staff del salotto di Mao. È bellissimo ed è un grande piacere ritornare qui per appunto la presentazione del nostro terzo album, Kronos. Ma il piacere, come dire, è tutto mio. Quindi parlavi di questa cosa che è già, quindi il rapporto tra l'uomo e il suo tempo, una cosa del genere, no? Esatto, Ma esatto. il suo tempo nel senso di come dire, spirito zeitgeist, adesso così tiro fuori anche una parola un po', cioè nel spirito dei tempi o il tempo insomma di suo che passa, l'età? Diciamo che è un mix di entrambi. Questo album chiude una trilogia che abbiamo iniziato col nostro primo album Illusioni Ottiche e proseguito con Mantra, il secondo uscito 3 anni fa. E diciamo che è una riflessione dedicata all'uomo in quanto tale, a noi stessi, alla nostra contemporaneità, che si chiude per l'appunto con questa risposta che per i primi 2 dischi si interlacciava e si diciamo dipanava tra brano e brano, e che quindi trova nella fuga dal tempo una risposta rispetto a quelle che sono le contraddizioni e le complessità che la società contemporanea occidentale ci fa vivere ogni giorno. Ecco, però mi devi dire chi di voi fa filosofia all'università, perché a questo punto c'è lo zampino di qualcuno. Diciamo che abbiamo varie teste, diciamo. Anche il nome stesso, Antinomia, è nato in realtà proprio in una di queste divagazioni giuridico-filosofiche, diciamo. Esatto, giuridico-filosofiche. E quindi i traumi dell'università si sono fatti sentire e hanno lasciato il segno, diciamo. Bene, allora ascoltiamo un altro di questi segni che lascerete voi come Antinomia. Ciao Torino, allora scaldiamo un po' la serata. Questo pezzo è dedicato a tutti gli amici qui presenti. Si intitola Il Sognatore. Attento a cosa fai, il mondo in bilico, non puoi fallire, e tu pretendilo, e non illuderti, non puoi dir sempre no. E se vuoi vivere, non chiedere, conquistalo. Non l'hai avvertito, sai, è il tuo miracolo. È nel tuo cuore, è vivo, non nasconderlo. Non ti abbassare, sai che volar tu puoi. Riprendi il volo e adesso urla quel che sei. Vedi un'altra realtà, vedi un'altra realtà. Vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà. E non ti sbaglierai, buio è l'ostacolo, perché tu già lo sai, dipingerlo si può. Scala il tuo cielo e abbraccia il vento. Se tutto scorre tu ricorda niente è perso. Ciò che tu vuoi sarai e non rimpiangerlo. Trattieni il fiato e combatti fino all'ultimo. Non ti abbassare, dai vita ai sogni tuoi. Riprendi il volo e adesso non fermarti. Forza Torino, Lab, Salotto di Mao, un po' di ritmo con noi, così. Bravissimi. Perfetto. Questo pezzo è per i sognatori come tutti noi. Wow!
vedo un'altra realtà, io vedo un'altra realtà, 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 più forte, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà, vedo un'altra realtà. Io vedo un'altra realtà, tu vedi un'altra realtà, lui vede un'altra realtà, io vedo un'altra. Grazie! Grazie ragazzi, davvero. Ci sono degli amici qui presenti in sala e altri che stiamo conoscendo quest'oggi. Alcuni addirittura venuti da quel di Firenze che salutiamo e quindi sono molto contento di ritrovare tanti amici che ci seguono spesso e per l'appunto nuovi che conosceremo. Io sono meno contento di quel cavolo lì che non funziona bene, però fa parte diciamo del live. Senti, è una cosa bella, quindi anche avere la possibilità, quando comunque pubblicate il disco, di ritrovare tutta una serie di chiamiamole a questo punto amici più che fan, nel senso che sono poi persone con le quali credo che il bello poi di poter vivere anche la musica in una dimensione un po' più, come dire, orizzontale, insomma, ti permette poi di avere, come dire, un rapporto diverso anche con chi ti viene a sentire. È nata qualche amicizia, qualche amore da questo tipo di, diciamo, relation, non senza indagare troppo, diciamo, però confermo Quindi, che la musica sicuramente è il nascere di tutta la migliore magia che può crearsi, diciamo, da questa passione. Quindi voi siete riusciti a tirare fuori da questi studi di filosofia, di legge e quant'altro, alla fine delle canzoni, con queste canzoni abbiamo conosciuto anche persone, diciamo, fuori dall'ambito universitario. Esatto. E il nuovo disco, per l'appunto, parla, diciamo, dentro il nuovo disco c'è anche parte di questo percorso, quindi viene narrato all'interno di questo racconto che per l'appunto vede l'uomo al centro di questa narrazione, quindi le influenze che la musica, diciamo, ci ha trasmesso in questi anni. Quindi questo è un disco umanista? Di fatto sì, chiaro. Di per sé è una trilogia umanista, di per sé, una trilogia di 3 dischi, il cui primo è Illusioni Ottiche, il secondo è Mantra, uscito 2 anni fa, e il terzo è questo, chiamato Kronos. La trilogia dedicata all'uomo, in cui il primo disco ricorda un po', diciamo, gli schemi sociali in cui l'uomo è incatenato, dalla quale cerca di liberarsi. Il secondo disco è molto più intimista e quindi narra un po' il percorso personale nella ricerca di se stesso, mentre il terzo è la tra virgolette conclusione di questo percorso in cui l'uomo sceglie, da una parte un po' rassegnato, da una parte un po' più consapevole di se stesso, di cercare una fuga in un tempo indefinito, che è appunto Kronos, storia di un uomo in fuga dal suo tempo. E poi il quarto come sarà? È un'altra saga? Il quarto partiamo o con una seconda trilogia, basta o ci fermiamo come qua. Guerre Stellari. Esatto, basta non essere acquistati dalla Disney, perché sennò non la finiamo più. Infatti, quanto le possibilità ci auguro. Anzi, qualora foste così, ricordatevi di noi, ricordatevi di noi, perché va bene. Allora adesso, a parte queste nostre divagazioni, continuiamo, immagino, a conoscere questo album nuovissimo, Kronos, con un brano dove ti vede anche al flauto traverso. Esatto. Lo dico per chi ci ascoltasse soltanto in radio, attenzione, sta arrivando il flauto traverso. Esatto. E questo è un pezzo importante per noi, perché è il primo singolo del nuovo album Kronos, che tra l'altro per i ragazzi in sala che dovessero incuriosirsi è presente, abbiamo la possibilità di vendere questa sera al nostro banchetto del merchandising, e si intitola Exit, primo singolo del nuovo album. Perfetto. Antinomia qui al Salotto di Mao. Parlerò di un mondo che non c'è più, di un tossico orizzonte di schiavitù, vento di terra in fiamme attorno a noi, fuochi nel cielo spento ardon da est.
persi nel triste pianto li troverai, deserto di cemento cadono gli dei e svanirò, non mi volterò mai, inseguirò l'eco degli eroi e sfiderò il baratro, poi dal profondo risorgerò nel suo segreto pallido tramonto. La ruggine e il rimpianto dei giorni miei, amaro scorre sangue, lo capirai, in fuga dal mio tempo i pensieri tuoi, e svanirò, non mi volterò mai, difenderò l'eco degli eroi e sfiderò il baratro, poi dal profondo risorgerò nel suo segreto pallido tramonto. Grazie mille. E questa era Exit. Grazie. Allora io, visto che stiamo per arrivare alla fine, vorrei richiamare anche qui dietro il bancone un attimo Tommaso Cerasuolo, che nel frattempo ti sei messo lì, esatto. Allora, così gli diamo, intanto che lui sale. Allora, dunque, abbiamo detto questo qua era il Primo singolo del nuovo album. Sì. Scusami, io ogni tanto mi perdo. Allora, intanto bentornato. Tu eri qua, hai seguito tutto comunque. Scusa, non trovo proprio il microfono, eccomi qua. Ecco. Hai seguito tutto e ti è piaciuta anche questo brano un po' più Jethro Tull, così sì. con il flauto. Io sono sempre felice di guardare musicisti che suonano dal vivo, perché si imparano sempre delle cose, si entra in una magia che è unica, perché vive solo di quel momento. E poi credo che anche per i musicisti sia un piacere averti qua, perché insomma uno con la tua esperienza. No, ma è proprio ho visto che c'è un po' al di di là gente già che poi ti dei sta... gusti personali delle cose, penso che sia proprio una cosa di energia, cioè c'è una cosa nelle persone che stanno facendo qualcosa, che cioè, stanno veicolando delle emozioni attraverso, può non essere il tuo mondo musicale, in questo caso non è il mio, ma non importa, perché è una cosa che è una questione di energia, semplicemente. Quindi poi diciamo, io penso di parlare anche per quanto insomma degli anziani, degli altri musicisti, è bello poter vedere un giocatore di Serie A, visto che tutti quanti giochiamo, averlo qua è chiaro che sono uno stopper che prende botte in Serie B da un sacco di tempo, quindi non voglio montarmi la testa. Andiamo lì. Allora, sentite ragazzi, adesso noi abbiamo fatto questa divagazione anche per farvi respirare un attimo. Con che cosa vogliamo fare questo rush finale e anche invitare quelli che saranno praticamente, immagino, i vostri prossimi live set, le vostre prossime iniziative. Cosa bisogna fare intanto? Seguire Antinomia su Facebook? Esatto, su Facebook, Twitter e tutti i social network, e soprattutto sul nostro sito www.antinomia.it, dove sarà possibile scoprire le nuove date e vedere anche i nuovi contenuti che pubblicheremo da qui a breve, il nuovo singolo che uscirà e alcune collaborazioni importanti che proprio in collegamento con il tempo abbiamo voluto realizzare, siamo stati onorati di realizzare, come quella con Lino Vairetti degli Osanna, una storica rock band
progressive italiana degli anni 70 che ha segnato la storia del rock in Italia, e abbiamo avuto l'onore di poter duettare con lui sul brano L'Uomo, che appunto chi è curioso potrà sentire all'interno dell'album. E è stata per noi un'immensa soddisfazione, proprio per quello che diceva giustamente Tommaso prima, quindi un miscelarsi di energie che formano poi quella che è la magia della musica. Bene, bene ragazzi, parlare siete proprio bravi. Adesso sentiamo il prossimo, sentiamo invece questa canzone qui realizzata live nella Zenith Room del Lab dagli Antinomia. Perfetto, grazie mille. Intanto approfitto per presentare alla batteria Mattia Spoker, al basso Fabrizio Cerutti, alle chitarre Mattia Ausello, alle chitarre Maurizio Grotan, ai cori la bravissima e bellissima Andrea Torres e alla voce il qui presente Riccardo Rizzi. Antinomia per voi, davvero grazie per questo calore. Quindi noi adesso faremmo ancora 2 brani in scaletta. Farne ancora 2 perché così se io ti posso rompere le balle dopo. Perfetto. Prima del prossimo brano faccio anche io quello che hai fatto tu, al modo mio. Poi proprio per motivo benissimo. Esatto. Benissimo. E quindi il prossimo che vi presentiamo porta il nome della band, per l'appunto, Antinomia, e diciamo che rappresenta anche quello che noi a febbraio del prossimo anno sanciremo, cioè il 10° compleanno della band, quindi rappresenta un po' la nostra storia. Lo sguardo in cielo sopra di me, un nuovo vuoto d'aria e luce scura che infiamma il mondo, non c'è più via d'uscita. Au! Mi guardo intorno, bagliori e grida di lotte e sogni infranti. Il mondo trema, la terra cede, voci spente tra le fiamme. Guardo oltre l'alba, cerco la mia libertà, chiusa nell'incanto di un istante, la realtà cambierà. Ma tu non dormi, sei dentro me, ti cerco ancora in sogno. Giunta al confine, la fede mia riprova a tormentarmi. Il male è solo pura follia e non riesco più a fermarmi. Guardo oltre l'alba, voglio la mia libertà, chiusa nell'incanto di un istante, la realtà cambierà. Forza Torino con noi, il ritmo, così, bravissimi, benissimo. Bravissimi ragazzi, cambierà.
Grazie mille, davvero. Va bene, allora io ne approfitto anche per ringraziare gli artisti che sono intervenuti questa sera, ovvero Lupita, un applausone anche per El, un applauso chiaramente per Tommaso Cerasuolo del Perturbazione. Adesso con Dracula sarà venerdì, ma insomma vedremo, ce ne saranno anche altri magari qui a Torino. Volevo ringraziare chiaramente anche il nostro staff tecnico questa sera insieme a me alla regia, Costantino Meloni, Daniela Trebbi che insieme a Riccardo è l'altra fan di Piero Pelù questa sera che abbiamo qui al Lab, Danilo Samà che segue tutte le nostre cose siete in tanti, mannaggia, meno male che va bene, siamo in tanti, quindi non dico niente, va bene. Ringraziamo chiaramente tantissimo anche gli antinoi, poi voi venite da Firenze, quindi siete proprio giustamente, siete voi che venite da Firenze, noi. Quindi c'è anche un attimo di giustamente compaesani, è una cosa che fa. Allora siamo paesani io e te praticamente, io sono di Foggia, benissimo, e poi è abbastanza vicino. È bello sul finire della puntata scoprire queste cose qua, siamo quasi parenti però un po', alla fine, benissimo, va bene. Allora ringraziamo chiaramente tantissimo anche il Lab che ci ospita qui e ringraziamo e facciamo un grosso in bocca al lupo agli Antinomia con questo nuovo album Kronos e con tutte le cose che verranno fuori da questo nuovo album. Thank you very much, International. Grazie Mao, veramente per l'opportunità e grazie a tutti voi. E chiudiamo quindi con questo pezzo, eravamo in tema, questo è un pezzo a cui siamo legatissimi perché ci ha permesso di vincere e realizzare uno dei nostri sogni più grandi, quello di poter vincere un contest indetto da Virgin Radio nel 2012 e quindi di poter aprire il concerto a Firenze della storica band fiorentina qui citata. Ed è stata fino ad ora una delle soddisfazioni più grandi che abbiamo provato e quindi questo brano ci teniamo a presentarlo e a dedicarlo a tutti voi. Si intitola Illusioni ottiche. Forza ragazzi, scaldiamo questa serata, la libertà in pasto agli ingenui è il modo più scaltro di renderci ciechi per nuove realtà e mondi segreti. Qui la verità è un lusso per pochi sui cieli del mondo. Le scie dell'inganno, lo schermo di plasma modella il tuo sogno e in trepida attesa di un'altra emozione ti affidi al volere di un nuovo coglione. Immagini e luci consumi, nemmeno ti accorgi di quante ne assumi, ma il mondo è cambiato e il male ti ha avvolto. Puoi chiudere gli occhi finché non sei morto. Illusioni ottiche servono a cambiare il mondo. Illusioni ottiche nate per distrarre il giorno. Illusioni ottiche gabbie da gettare in fondo. Illusioni ottiche tali da spezzare un sogno. La vita in diretta, che sia benedetta, rivolte virtuali e la coscienza si infetta. Tra santità, cui chiedi perdono, il primo peccato è il tuo essere uomo. Illusioni ottiche servono a cambiare il mondo. Illusioni ottiche nate per distrarre il giorno. Illusioni ottiche gabbie da gettare in fondo. Illusioni ottiche tali da spezzare un sogno. Oh, oh. Forza ragazzi, il ritmo con noi.
Oh, oh, siete bravissimi. Oh, oh, oh. Così. 1, 2, 3, 4. Bravissimi. Alle chitarre Maurizio Grotan. Alla batteria Mattias Walker. Alle chitarre un grande applauso per Mattia Ausello. Al basso Fabrizio Ciarutti. Alle boticoni Andrea Torres. Tutti insieme. Illusioni ottiche servono a cambiare il mondo. Illusioni ottiche tali da spezzare un sogno. Illusioni ottiche gabbie da gettare in fondo. Illusioni ottiche servono a cambiare il mondo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bene ragazzi, per salutarvi, ascoltatori, visualizzatori e soprattutto spettatori, con noi il tempo un'ultima volta. Bravissimi così. Bravissimi ragazzi. Grande Torino. Insieme a noi, illusioni ottiche. Bravissimi. Illusioni ottiche. Benissimo ragazzi, si sentono. Illusioni ottiche. Fin sopra in piazza. Illusioni ottiche servono a cambiare il mondo. Illusioni ottiche gabbie da gettare in fondo. Illusioni ottiche tali da spezzare il giorno. Illusioni ottiche gabbie da gettare in fondo. Illusioni ottiche servono a cambiare il mondo. Grazie ragazzi, di cuore, grazie Mao, grazie a tutto lo staff, a Daniela, a Tommaso, ai ragazzi della radio. Alla prossima! Grazie a tutti. Il salotto di Mao.